Tra le applicazioni più note sono quelle appunto di rivestimenti di carta e cartone, anche per i contenitori per alimenti. Questi PFAS possono essere ceduti dal contenitore agli alimenti che contengono. Poi sono stati utilizzati anche come pesticidi e insetticidi. Possiamo calcolare, noi di ISDE Veneto abbiamo fatto uno studio che di circa 17.000 tonnellate all'anno che vengono immesse nell'ambiente come insetticidi e pesticidi, in Veneto almeno 700 siano PFAS vere e proprie. Quindi c'è tutta una serie poi di altri utilizzi, le schiume antincendio, nel materiale edilizio, tra cui nei cementi che sono stati utilizzati per pedemontane e anche per molte altre infrastrutture. Una delle applicazioni più note è anche quella come schiume antincendio, perché queste PFAS praticamente resistono a temperature altissime, quindi sono state utilizzate negli schiumogeni, negli estintori che vedete appesi alle pareti di questo cinema, possono contenere PFAS, e poi anche negli indumenti di protezione, per esempio per i vigili del fuoco, che probabilmente rappresentano una categoria di lavoratori esposti.